tutto le parti. Allora, oggi si presenta la nuova stagione teatrale Pirandello con tante novità, se ce ne anticipa qualcuna. Sì, intanto mi piace dire che è un cartellone anche questo, figlio delle indicazioni che ci sono giunte espressamente dal nostro pubblico, perché come sapete noi dal giorno del nostro insediamento abbiamo cercato, e devo dire ci siamo riusciti, di tenere un contatto diretto con ogni singolo utente del Teatro Pirandello attraverso il nostro sito, i nostri canali social, attraverso WhatsApp, il sondaggio di gradimento che anche quest'anno abbiamo sottoposto al nostro pubblico, e abbiamo tenuto conto di quelle indicazioni e quindi ne è venuto fuori un cartellone anche questo eclettico, variegato. Si va dal teatro classico al contemporaneo, passando per il teatro brillante, ovviamente senza rinunziare ad alcune nostre pietre miliari. Mi riferisco in particolare a Pirandello e Sciascia. Pirandello quest'anno sarà presente con un Pensasi Giacomino, Sciascia invece addirittura darà l'avvio alla stagione teatrale il 14 ottobre con un Todo Modo, un adattamento teatrale che è pesantemente targato Agrigento, perché la versione teatrale reca la firma di Matteo Collura, la regia è di Fabrizio Catalano, nipote di Leonardo Sciascia, quindi una cosa assolutamente prestigiosa e che ci proietta verso gli eventi di Agrigento, capitale della cultura del 2025, in occasione dei quali il Teatro Pirandello ovviamente conta di essere protagonista di primo ordine. Siamo pronti per la nuova stagione teatrale e devo ringraziare gli attori principali, in questo caso sono il Francesco Bellomo, il direttore artistico, anche il direttore del teatro, Salvo Prestia, e il presidente, l'avvocato Alessandro Parti. L'impegno è stato massimo, hanno cercato loro di misurarsi e di superare quello che già l'anno scorso hanno fatto. Naturalmente le prospettive sono diverse. Una delle novità che adesso ricordo è quella che ci sarà sicuramente una comunione di utenti, ci sarà uno scambio culturale anche con le altre nuove città finaliste, perché già con Aosta ci saranno delle rappresentazioni teatrali che poi verranno scambiate con Agrigento. Così lo stesso voglio fare con tutte le altre nuove città. Per esempio già la settimana scorsa, quando noi abbiamo fatto quella manifestazione dove ho invitato i nuovi sindaci delle città e sono riuscito a trasformare una competizione in una cooperazione, dovete sapere che già 2 o 3 città, non ricordo quali per adesso, Spoleto sicuro, hanno ingaggiato già un nostro regista agrigentino. Questo per me è un momento di orgoglio. Il regista è Marco Savatteri, che li ha impressionati con la sua arte teatrale, e sicuramente loro andranno a rappresentare Agrigento nel resto d'Italia. Francesco Bellomo, ecco, che tipo di stagione sarà quest'anno, alla luce anche dei gemellaggi che il sindaco ha annunciato poco fa con le altre città capitali della cultura che hanno partecipato al concorso? Allora, questo è un progetto successivo, la stagione di quest'anno è una stagione ben strutturata che compendia diversi generi, ma abbiamo la fortuna di avere autori internazionali come Peter Stein, che sarà in uno dei pochi teatri della Sicilia, sarà proprio qui ad Agrigento. Abbiamo artisti di grande riconoscibilità come Edoardo Leo, che in questo momento è una delle star principali del cinema, abbiamo personaggi poi come Carlo Buccirosso, personaggi televisivi come Pino Insegno, degli evergreen come il grande Pippo Pattavina, Lunetta Savino, Gianfranco Iannuzzo e Barbara De Rossi. Insomma, una stagione molto ricca con personaggi di grande spessore, ma anche con autori importanti, da Zeller a Sciascia con Todo Modo, a Pirandello con Pensasi Giacomino, passando poi per Caroline Frank per la commedia del Padre della Sposa. Un cartellone molto variegato che insomma credo possa essere diciamo propedeutico alla stagione successiva, quando sulla base di quanto stiamo facendo andremo sicuramente ad approfondire certi temi, e comunque la cosa sulla quale bisogna soffermarsi è che il cartellone teatrale di Agrigento è assolutamente in linea con i cartelloni teatrali dei teatri più importanti d'Italia. Assessore, allora questa nuova stagione al Pirandello
promette bene? Sì, assolutamente sì, si presenta oggi alla città la nuova stagione del Teatro Pirandello, una stagione che sarà sicuramente, non la sveliamo che tra poco sarà svelata in conferenza stampa, sarà sicuramente all'altezza delle aspettative degli abbonati e di chi vorrà avvicinarsi al teatro, perché ricordiamolo che l'obiettivo anche di far veicolare la cultura è quello di far avvicinare le persone ai poli culturali, ai centri culturali e quindi diffondere la cultura attraverso il teatro, la musica, lo spettacolo, la lettura e così via. Quindi oggi è una bellissima giornata, sarà adesso il direttore artistico e la fondazione ci presenteranno questa stagione, speriamo che sia di gradimento per tutti e che sia sempre un lancio della città sempre più in alto in vista di Agrigento, capitale italiana della cultura.